la tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere. Ed eccoci qua, un pochino in ritardo, qualche minuto, un paio di minuti oltre la soglia delle 9:15 con Carla De Bernardi. Carla, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, ti faccio subito partire a razzo perché così recuperiamo il tempo, i 2 minuti perduti. Dove ci porti oggi? Allora, come vi ho detto, faremo un viaggio nella Grande Milano, cioè in tutti quei quartieri che sono stati annessi a Milano tra il 1918, Turro, e 23 gli altri 11, perché sono quelli appunto che hanno ingrandito la città 100 anni fa esatti. E io ho scritto di questi quartieri e poi mi sto andando a visitare quartiere per quartiere, pietra per pietra, perché devo vedere quello che racconto. Avrei dovuto forse farlo prima, ma invece è meglio farlo dopo perché ho già gli elementi e le cose da andare a vedere. E quindi ho fatto un bellissimo sabato a Precotto e vi voglio parlare di Precotto. Questi quartieri sono ex comuni, l'ho già detto, quindi hanno ognuno la peculiarità di essere stato fino a 100 anni fa un comune indipendente, quindi con municipio e tutto, banda e tutte quelle robe lì. Tant'è che i precottesi dicevano andiamo a Milano, lo dicono ancora, i precottesi che sono in Viale Monza, fai conto, metropolitana Precotto, dicono andiamo a Milano, quindi questa identità è rimasta. Allora sono andata a Precotto dove sono successe un sacco di cose. Comincio col dirti che il nome Precotto viene dalle fornaci, Precotto non viene dai cibi cotti e mangiati. Era zona di fornaci ed era zona di agricola, e la zona agricola era a sinistra di quello che noi chiamiamo Viale Monza, si chiama Viale Monza, che è il viale che è stato tracciato da Milano per andare a Monza con la ferrovia, e Viale Monza ha poi spezzato in due Precotto, la parte agricola a sinistra e la parte abitata a destra. L'abitato è molto carino, cioè mantiene le caratteristiche di borgo, e fai conto che arrivi con la metropolitana e la prima cosa che vedi alla tua destra è un ex cascinale dei Visconti, perché i signori milanesi, i ricchi, già nel 500, ma poi molto nel 7-800, andavano nelle campagne fuori Milano, perché lì era aperta campagna, c'erano dei piccoli borghi rurali, c'era magari una pieve, un cimiterino, però erano borghi rurali. I signori compravano i terreni o li avevano per diritto divino, avevano i loro cascinali, le loro coltivazioni e facevano le loro case padronali. E quindi sono zone dove ci sono anche delle costruzioni interessanti. Per esempio la famiglia Erbo de Scalchi aveva un bellissimo palazzo che però oggi è sostituito dal Bennett, quindi non è sopravvissuto tutto. Mentre la cascina dei Visconti è sopravvissuta, alla sua destra c'è la chiesa di San Michele Arcangelo, che è molto bella, soprattutto dentro, però adesso non ve la descrivo perché sennò non riusciamo a fare il giro del quartiere, però sappiate che nel libro che sto scrivendo ci sarà la descrizione anche dell'interno, per esempio dentro c'è un battistero barocco, tanto per dirne una. Prosegui da su Viale Monza, arrivi a un parco che si chiama Passeggiata Monsignor Vergani, dove passa il tram numero 7. Tram numero 7 è interessante perché è stato inaugurato il 7-7-2007. È una linea che in teoria dovrebbe fare la circonvallazione dei quartieri, proprio infilandoli come uno spiedino, e arrivare fino a Niguarda. Al momento, per questioni di bonifica del terreno, insomma, non ce n'è solo una parte, però l'idea è quella che poi unirà tutti questi quartieri senza che chi abita in questi quartieri debba andare in centro per andare nell'altro quartiere, che è un po' quello che succede oggi. E fai la passeggiata a Vergani, sulla sinistra c'è una casa eclettica in mattoni, sai, quello stile dei primi Novecento, e quella lì era la distilleria Franzin. Distilleria Franzin aveva inventato il bitter americano Franzin, che si produce ancora oggi in Canton Ticino e che aveva un grande successo.
Per pubblicizzarlo avevano pubblicato la foto di un funerale dicendo che il morto si era risvegliato grazie alla bitter franzine. Superato il Parco Vergani, c'è l'area del vecchio cimitero che divideva con Gorla, perché Gorla e Precotto oggi sono un quartiere unico, ma prima erano 2 comuni. Il cimitero non c'è più, probabilmente sotto c'è un ossario, perché non è che l'hanno sicuramente potuto svuotare. Tra l'altro Milano è sui cimiteri, come sai, c'è un oratorio, c'è un monumento ai caduti, e va bene, delle 2 guerre di Gorla e Precotto, ma poi c'è questo oratorio di Maria Maddalena che io non avevo mai visto, e riconosco la mia ignoranza di persona che vive a Milano da 60 anni e che non aveva mai visto, neanche saputo dell'esistenza dell'oratorio di Maria Maddalena. Non è aperto al pubblico, attenzione, sabato l'hanno aperto per noi perché io mi sono infilata in un gruppetto con uno storico di Precotto, non ricordo il nome, ma molto bravo, e con la Fondazione Perini che ha fatto questo giro di Precotto, perché sapevo che era aperta l'oratorio. Allora, l'oratorio, non so se avete visto la foto, è piccolo piccolo, tutto bianco, delizioso, con un piccolo campanile in mezzo a una radurina, in un prato, e dentro è affrescato dal Luini e dal Bramante. Beh. O scuola del Luini e scuola del Bramante, ma insomma diciamo che quello è il periodo, e cioè stiamo parlando del 4-500, è dedicato a Maria Maddalena ed è spettacoloso perché Maria Maddalena viene accolta in cielo da un Padre Eterno, che qui vedete in verticale, andrebbe girato, un Padre Eterno che la accoglie come una star, nel senso che Maria Maddalena non viene mai accolta benevolmente perché era la famosa peccatrice. E invece in questo caso, nell'oratorio di Maria Maddalena, lei da un lato è ritratta mentre legge un libro e sullo sfondo c'è un mare con dei velieri, e questo rappresenterebbe come si chiama? Il luogo dove in Provenza si fa il raduno degli zingari a Sainte-Marie-de-la-Mer, perché Sainte-Marie-de-la-Mer è dedicato a Maddalena proprio, quindi vedi che c'è un veliero, c'è un faro forse. L'altro affresco di fronte è sempre Maria Maddalena, che mi sembra che lì stia sorgendo in cielo, adesso non me lo ricordo perché prova a far passare l'altro affresco che ti ho mandato, se ce l'hai. Sì, ce l'abbiamo in regia, adesso vediamo di individuarlo. Vedi che meraviglia questa radura? A destra il monumento ai caduti, che ovviamente risale al periodo dopo le 2 guerre, o forse dopo la prima guerra, forse sono i caduti della prima guerra, vabbè, insomma, avete capito, e l'oratorio è delizioso. Passato l'oratorio, adesso se mi fate vedere, ecco, questa è Maria Maddalena, vedi, che assurge in cielo. Sotto c'è un'altra piccola Madonna di cotto con un bebè in braccio, che sarà Gesù bambino, presumo, è piccolissimo, insomma è molto bello. Per cui ogni tanto lo aprono per visite guidate, però bisogna sapere quando, perché sennò è chiuso. Di fronte, pochi metri più avanti, c'è la cascina Merlin, che è una ristrutturazione di una cascina dei Visconti, per l'appunto. Per cui ci sono i biscioni dei Visconti sui pilastri, sul cancello, sul frontone, ed è gigantesca, gira per via Tremelloni, che è la via dove entri, su via Cislaghi. Ecco, via Cislaghi è una strada fantastica perché ha un sacco di cose. Mi sono segnata anche i numeri, perché c'è al numero 1, va bene, l'abbiamo visto, si chiamava Corte de Pissat, perché c'erano dentro dei contadini che d'estate facevano i contadini, d'inverno per sbarcare il lunario facevano i pizzi, e quindi Cour de Pissat. Poi al 2 c'è l'ex gendarmeria austriaca, sul portone c'è una specie di punzonatura, sembra del cuoio battuto, invece è metallo, con le 2 aquile austro-ungariche. Mancano le teste perché sembra che qualcuno le teste le abbia cancellate perché ce l'avevano su con gli austriaci, lo sappiamo la storia. Poi ci sono diverse corti, proprio le corti lombarde, ancora molto interessanti e con dentro un sacco di attività. Poi c'è la trattoria La Madonnina, vecchissima, e poi c'è come si chiama,
in via Cislaghi. Ah sì, poi c'è il ristorante, la trattoria San Francesco Neri, dove io sono andata a mangiare ieri. Ovviamente ho mangiato mondeghili con cicoria piccante, mi sono bevuto un bicchiere di Bonarda, forse 2, e poi ho continuato il mio giro. Trattoria vecchissima, la cooperativa San Francesco Neri è una cooperativa di abitazioni, possiedono case a prezzi calmierati e esercizi commerciali, c'è anche una gastronomia, quindi ti puoi portare a casa il pollo se vuoi. E poi poco più in là c'è su Viale Monza la scuola Rosmini. Scuola Rosmini, c'è solo la facciata, è in totale abbandono, per anni è stata sede di un centro sociale, poi è stata sgomberata, però è in totale abbandono, un bellissimo palazzo, c'è una bellissima facciata. E il 20 ottobre del 44, poco prima del bombardamento, che a Gorla, e ne parleremo quando parliamo di Gorla, ha fatto fuori una scuola di bambini, più di 180 bambini, bidelli, insegnanti. A Precotto, per fortuna, il bombardamento che è avvenuto subito prima di Gorla ha fatto solo 3 vittime, tra cui un padre che era tornato indietro per vedere se non c'era più nessuno a scuola. Come dice Oscar Wilde, tutte le buone azioni non rimarranno impunite. Poverino torna indietro e ci rimette la pelle. È stata una tragedia quel 20 ottobre 44, appunto, poi ne parleremo a Gorla, dove c'è un monumento. Lungo la Viale Monza, e poi finiamo, ci sono anche tante altre cose interessanti. Al 335, mi pare, c'è il Pane Quotidiano e l'antico Dazio, perché lì arrivavano da fuori, c'erano i dazi, su Viale Monza c'erano 3 dazi, perché la gente entrava in città dai dazi, perché quello era un comune indipendente per l'appunto. Lì c'è il Pane Quotidiano, che è questo ex casello daziario rosso, dove tutti i giorni servono decine, centinaia di pasti alle persone indigenti, purtroppo anche a molti italiani, lo sappiamo. Al numero 256 c'è un altro ristorante famoso che si chiama Mammalina, poi c'è altre cascine, va bene. Al 291 c'è una casetta piccola bianca con un giardinetto, con le cornici della finestra in cotto, e lì si dice che era la casa di campagna di Radetzky. Ora, è una casa modestissima, può darsi che fosse la casa di campagna di Radetzky. Sapete, Radetzky abitava in via Brisa, era sposato con la contessina Strassoldo, aveva 8 figli, poi ne ha fatti 4 con come si chiama, non mi ricordo il nome, una signora che c'era la lavandaia, abitava in via Brisa, però aveva questa casetta di campagna, piccola, e secondo me era il suo scannatoio, ho detto tra noi, perché lui conosce la Giuditta Meregalli a 70 anni e avendo 8 figli dalla contessina Strassoldo, riesce ancora a fare 4 figli con la Meregalli. In quella casa muore lo scultore Barzaghi Francesco, che è uno scultore dell'Ottocento fantastico, realista, che ha fatto dei monumenti stupendi. Ne cito 2 a caso a Milano, a parte tutti quelli che ci sono al Monumentale, e lui riposa al Monumentale. Ha fatto il Napoleone III a cavallo al Parco Sempione, bellissimo, su un alto basamento, tutti dei bassorilievi, e ha fatto il Francesco Hayez in Piazzetta di Brera. Poi ha fatto molte altre cose, però ricordo solo queste 2. E pare che il Barzaghi sia morto in questa casetta, e lui ha rinnovato la chiesa di San Michele Arcangelo, che è quella di cui parlavo all'inizio, per cui si ritorna a San Michele Arcangelo. E quindi vedi che questo giro che io ho fatto mi ha portato a vedere tante cose molto belle, a mangiarmi i mondeghili, e poi sono andata a Gorla, di cui parliamo la prossima volta. Beh, guarda, intanto io ti ringrazio perché mi hai fatto fare veramente in pochi minuti un giro straordinario. Credo anche a tutti coloro che ci hanno seguito. Il Precotto è a 7 no, facciamo una dozzina di fermate da Duomo, Metropolitana Rossa. Tu scendi a Precotto e ti fai questo giro qua. È molto comodo da raggiungere, in effetti, una via di grande scorrimento, quella di Viale Monza, e poi c'è anche il mezzo pubblico comodissimo. Grazie a Carla De Bernardi. Grazie di avermi ascoltato, senza di voi non servirebbe a niente quello che faccio. Beh, Carla, grazie a te invece. E la prossima volta Gorla o Crescenzago, insomma, rimaniamo in quella zona lì. Bene, grazie e buona settimana a Carla De Bernardi. Grazie Giulio, a tutti voi, grazie.
Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Che la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia.